sempre più rossa l'allerta acqua alta eccezionale. Dopo i 140 cm di questa notte è previsto un altro picco di 125. Area metropolitana è deciso, Venezia manterrà gli attuali confini e nel Veneto Padova andrà con Treviso. Direttamente dalla Russia una mostra di samovar ospitata dalla festa della zucca di Salzano. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. È sempre più allerta acqua alta eccezionale. Il centro maree conferma la forte sciroccata sull'Adriatico in arrivo e la previsione anche dei 140 cm di alta marea eccezionale a Venezia per la mezzanotte di questa sera di oggi e annuncia un secondo picco di 125 cm dopo una minima di 90. In questo momento sono in apprensione soprattutto i commercianti e i ristoratori che stanno trasferendo nei piani superiori tutto ciò che l'acqua salmastra potrebbe distruggere. Anche il multisala Rossini ha modificato l'orario delle proiezioni per consentire al pubblico di tornare a casa prima dell'arrivo dell'acqua lungo calli e fondamenta. E sarà una giornata di Ognissanti difficile per i veneziani proprio per la tempesta di Halloween, ma in terraferma la decisione di mantenere aperti i centri commerciali sarà contestata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e dunque anche in terraferma accadrà qualcosa di particolare in questo ponte di Ognissanti. I sindacati hanno annunciato volantinaggi nelle principali province del Veneto. Nell'ultimo anno, secondo i dati diffusi dai sindacati, la grande distribuzione non ha aumentato il fatturato né effettuato nuove assunzioni, nonostante la deregulation. Il decreto sulle liberalizzazioni di Monti è servito, secondo i sindacati, soltanto a schiacciare i piccoli negozi e a svuotare i centri storici. A Mestre alle 15 di domani sarà organizzata in Piazza Ferretti una grande castagnata proprio per così riempire di nuovo la città. E cambiamo argomento, approvato il decreto legge sul riordino delle province, lo avete sentito dai titoli, Roma ridisegna i territori e salta l'asse Padova-Venezia. È deciso, l'area metropolitana riguarderà soltanto la provincia di Venezia. Il governo, che si è riunito stamane, ha bocciato l'aggregazione con Padova e ha stabilito che nel Veneto nascerà una grande provincia accanto a Venezia, nel centro della regione. Padova ingloberà quella di Treviso e, avendo il maggior numero di abitanti, diventerà capoluogo di provincia. Rimane salva la provincia di Belluno per la sua specificità montana e infine Rovigo sarà aggregata alla provincia di Verona. Dal gennaio 2013 scadranno le giunte provinciali e andranno a regime l'anno successivo, nel gennaio del 2014, mentre a novembre del 2013, 2 mesi prima, si terranno le elezioni per decidere i nuovi vertici. La notizia è stata data dal ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi. La giunta di Francesca Zaccariotto dunque ha le settimane contate. Tra 2 mesi, con la decadenza della provincia, la Presidente potrà delegare l'esercizio di funzioni a non più di 3 consiglieri. Le province complessivamente in Italia si ridurranno da 86 a 51. La notizia ha suscitato le critiche di Luca Zaia, secondo cui la città metropolitana doveva coincidere con l'intera regione e con questo riordino c'è il rischio che i quasi 5 milioni di veneti non vengano trattati, secondo il governatore, allo stesso modo. Le regioni del resto hanno sempre ostacolato, riuscendoci fino ad oggi, l'istituzione delle aree metropolitane previste con una legge dal 1990, perché temono una riduzione dei loro poteri sul territorio. E Luca Zaia inoltre oggi ha annunciato che il 13 novembre prossimo la Lega, contro il centralismo dell'attuale governo, presenterà la proposta per il federalismo a geometria variabile. L'area metropolitana dovrebbe attrarre più capitali secondo le stime dell'OCSE e la città lagunare ne ha proprio bisogno, forse più di altre, per salvare il suo patrimonio storico. In particolare c'è preoccupazione per lo stato di salute delle chiese e c'è una vera emergenza per la Basilica di Torcello. È allarme per le chiese veneziane e la Basilica di Torcello è la più a rischio di tutte. Le piogge, le scosse del terremoto e l'incuria del tempo si sono accanite soprattutto sull'abside della Basilica di Santa Maria Assunta e i piccoli crolli che di tanto in tanto si registrano mettono a rischio uno dei monumenti più antichi e preziosi di Venezia. La chiesa, con i suoi famosi mosaici, prima sede vescovile, simbolo della storia veneziana, della civiltà romanica e bizantina, ha resistito 1000 anni e ora la mancanza di fondi per la sua manutenzione rischia di decretarne la fine.
Sono attesi gli stanziamenti dell'8 per 1000, ma non arriveranno, pare, prima del 2013. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i finanziamenti per il restauro del campanile. Da anni la torre campanaria è ingabbiata in un'impalcatura. Ma intanto il degrado sta colpendo il trono vescovile in pietra e il mosaico della Vergine Odighitria dell'anno 1000. Il sindaco Giorgio Orsoni continua a reclamare i 50 milioni di euro stanziati nel 2010 e i 42 del comitatone arrivano con il contagocce. Incidenti stradali, Venezia è al secondo posto per indice di mortalità. Il triste primato viene soltanto dopo Napoli. Lo dice l'Istat, che oggi ha diffuso un'indagine avviata in collaborazione con l'ACI, secondo la quale quasi la metà degli incidenti mortali avviene in città. Manca l'uso della cintura e una componente delle cause è anche l'uso dei telefonini e dei navigatori. Sono inoltre i ragazzi tra i 20 e i 24 anni le vittime più frequenti di incidenti stradali e nonostante siano calati rispetto al 2010 i conducenti deceduti, è aumentata del 4% la mortalità tra le donne. Legambiente ha proposto di abbassare il limite urbano della velocità a 30 km/h. E una buona notizia sul fronte del lavoro, l'Enel assume 8 tecnici per la centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina. Richiede l'età massima di 29 anni, un diploma di perito industriale quinquennale, specializzazioni meccanico, elettronico, elettrico, elettrotecnico, termotecnica e residenza nei comuni delle province di Padova, Treviso e Venezia. Sono già stati selezionati i 100 aspiranti operai e la prova scritta si svolgerà il prossimo 6 novembre. Cambiamo argomento, l'organizzazione della Venice Marathon traccia un bilancio della manifestazione più estrema che Venezia abbia mai avuto e ci sono già oltre 600 iscrizioni per la prossima edizione. Sono già 631 i maratoneti iscritti alla 28esima edizione della Venice Marathon del 2013. L'organizzazione ha deciso di accordare la nuova iscrizione a chi non ha potuto affrontare il cocktail perfetto di maltempo che si è abbattuto sulla 27esima edizione di domenica scorsa. Una manifestazione ostacolata da bora, pioggia e acqua alta senza precedenti, ma che non ha spento l'entusiasmo del patron della manifestazione, Piero Rosa Salva, e della sua equipe. La prova estrema a cui sono stati chiamati gli atleti, sul Ponte della Libertà, hanno raccontato era quasi impossibile stare in piedi, ha regalato emozioni più forti. Degli 8.700 iscritti sono partiti in 6.214 e hanno tagliato il traguardo in riva Sette Martiri in 5.931. Bassissimo il numero dei ritirati, ossia il 5% secondo l'organizzazione, dato il tempo inclemente, anche se è stato registrato qualche caso di ipotermia. Alex Zanardi poi non si è risparmiato, portando a termine la sua impresa, prima spingendo e poi trainando all'arrivo il giovane Eric Montanari. Ora la macchina organizzativa è già in moto per la 28esima edizione. E ora una manciata di secondi di pubblicità. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. Per Televenezia l'area metropolitana continua a essere il triangolo Patreve e iniziamo dalla provincia di Venezia, dove nonostante una minore visibilità rispetto al passato, il problema della droga è molto sentito, soprattutto dai genitori di ragazzi in età scolare. Boom di chiamate al telefono antidroga di San Donà. Il servizio, istituito un anno fa dall'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola, riceve una media di 100 telefonate al mese. Al numero 342 3854 983 possono rivolgersi tutte le persone a conoscenza di fatti riguardanti lo spaccio di stupefacenti, garantiti anonimato e rispetto della privacy. Mirano rende omaggio a Carlo Preti, ideatore di tutti i disegni che accompagnano il celebre Zogo dell'Oca. Pittore, grafico pubblicitario ma anche insegnante, Preti è scomparso nel 2002 all'età di 67 anni. La mostra Giocherellando con Carlo Preti sarà aperta dal 3 al 18 novembre in Villa Morosini 25 aprile. Un'altra mostra su Preti è prevista a dicembre al Candiani di Mestre. Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove le truffe sono all'ordine del giorno, tanto che qualche comune si sta organizzando per una efficace controffensiva. Sentiamo.
Mogliano corre ai ripari contro le truffe agli anziani. Nel 2011 ci sono state 11 denunce. In realtà i casi sono sicuramente più numerosi. Per questo il Comune, in collaborazione con le forze dell'ordine, ha predisposto un progetto Emergenza Truffa. Un primo incontro con la cittadinanza è previsto il 5 novembre prossimo alle 16 presso il centro ricreativo del quartiere Ovest. Un marchio e un consorzio per rilanciare il turismo castellano. Sono le Terre del Giorgione, un brand che promuoverà Castelfranco e dintorni, soprattutto in occasione dei grandi eventi che stanno per svolgersi, dai centenari di Papa Pio X e della Prima Guerra Mondiale all'Expo di Milano del 2015, fino a una possibile Venezia capitale della cultura nel 2019. Andiamo infine in provincia di Padova, dove, visto il persistere del maltempo, i cittadini chiedono il rafforzamento di misure per la prevenzione del rischio idraulico. Dopo il maltempo delle ultime settimane che ha causato diversi allagamenti, a Piove di Sacco nasce un comitato spontaneo per la sicurezza idraulica. La prima proposta è quella di istituire un regolamento di polizia idraulica che ogni cittadino è tenuto a rispettare. Se ne parlerà nel corso di un'assemblea pubblica prevista entro novembre. Santa Tecla lascia il Duomo di Este. La famosa pala di Tiepolo sarà esposta a Passariano, in provincia di Udine, in occasione della mostra su Giambattista Tiepolo, che sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre. Prima però la tela di quasi 7 metri per 4 sarà sottoposta a un delicato intervento di restauro. Farà ritorno a casa il prossimo aprile. È una strana collezione quella che vi mostreremo nel prossimo servizio. Andiamo a Salzano, dove è in pieno svolgimento la festa della zucca. Rimarrà aperta fino a domenica 4 novembre e tra le tante iniziative in programma c'è anche questa curiosità, questa mostra dei samovar. Sono dei contenitori metallici usati nei paesi dell'est per scaldare l'acqua dei bollitori che spesso vediamo nei film americani. Andiamo a conoscere chi li colleziona. Sergio Comelato, direttamente dalla Russia, abbiamo qua a Salzano la prima mostra in Italia di samovar, è così? È così, sì, è la prima mostra che, come lei sta vedendo, che è una cosa eccezionale, diciamo, sia in Italia, soprattutto qui a Salzano, che finalmente la gente conosce questi famosi samovar. Cosa sono esattamente? Esattamente, i samovar sono dei bollitori di acqua che servivano soprattutto per fare il tè e adesso invece mettono dentro nelle case, diciamo, mettono dentro delle essenze e servono per profumare la casa. Di che metallo sono? Allora, all'interno sono zincati, il supporto è tutto quanto in ottone e nichelati all'esterno. Ma come è nata quest'idea di collezionarli? È nata una passione ancora nel 98, che era la prima volta che li vedevo anch'io in Finlandia, perché ho fatto tutti quanti i paesi della Scandinavia. Adesso mi sono portato giù nei paesi dell'est, Russia, Bielorussia, Moldavia, fino al Mar Nero, diciamo. E lì ho cominciato a scoprirli. Quanti ne ha? Adesso ne ho 60. Non vorrei, credo di fermarmi perché non so dove metterli. Senta, signor Sergio, dicevamo che questa è la prima mostra di questo genere. Come reagisce la gente? Ma è un po' timorosa, dico veramente. Si mette lì alla porta e guarda, sbircia e tutti fanno dei commenti che non sono niente a che fare con il vero samovar, no? Perché non leggono, ho dovuto mettere queste scritte, sono dei bollitori, ho messo anche le chicchere sopra per far vedere che non sono, che sono solo per scaldare acqua. Non dico cosa dicono, la maggior parte dicono che sono delle coppe, però qualcun altro portaiella, allora non dico neanche la parola, ecco, tutto lì. Senta Valentina, cosa rappresenta il samovar per la cultura russa? Ma guarda, quando entri in una casa di Russia, in una cucina, non c'è una cucina in Russia che non ti vede un samovar in cucina,
sul tavolo sempre samovar, perché loro, come noi beviamo qua in Italia caffè, loro bevono sempre il tè o il caffè, quello sciolto, ma sempre bollito in samovar. Quindi è quasi sempre in funzione. Sì, sempre in funzione, perché ancora in uso in Russia. In Ucraina di meno, però i mercatini sempre ti trovi. Senta, signor Sergio, lei a casa il tè se lo fa col samovar? Ho provato perché qualcuno è funzionante, perché lo controllo, eccetera. O ha un altro gusto il tè fatto così? Sì, ha un sapore un po' di fumo, ma però loro mettono, non lo so che tipo di legno che mettono dentro, che viene fuori, diciamo, anche profumato nello stesso tempo. Ma allora meglio una teiera o il samovar? Il samovar. Siamo alle previsioni del meteo, ne abbiamo già parlato, è prevista l'ondata di scirocco e quindi è prevista l'alta marea eccezionale e anzi un altro picco subito dopo di acqua alta, ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi 4 giorni, dovrebbe esserci una tregua dopo Ognissanti. Fino a giovedì mattina rapido passaggio di un'intensa perturbazione con abbondanti piogge, in seguito variabile. Da sabato tendenza a un nuovo peggioramento. Giovedì 1 novembre, molto nuvoloso con vento da nord-est e residue precipitazioni al mattino. In seguito schiarite alternate ad annuvolamenti. Temperature in rialzo, mare da molto mosso a mosso. Venerdì 2 novembre, sereno o poco nuvoloso con visibilità ridotta nelle ore più fredde. Non piove, minime in calo, massime in aumento. Mare da mosso a poco mosso. Sabato 3 novembre, da nuvoloso a coperto con modeste piogge in serata. Valori termici stazionari. Domenica 4 novembre, tempo perturbato con cielo coperto, vento e precipitazioni diffuse, minime e massime in risalita, comprese fra i 14 e i 17 gradi. La marea di giovedì 1 novembre è molto sostenuta, la massima alle 10,50 1,25 m, la minima alle 17,50 10 cm. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, grazie per averci soprattutto scelto, buon proseguimento e buon ponte, buon Ognissanti.